Salve a tutti e ben ritrovati sul canale ufficiale del Master in G-Science e Droni dell'Università degli Studi di Padova. Con questo contenuto multimediale giungiamo alla fine del primo ciclo di incontri previsto per QGIS Base. Ma i nostri eventi, i nostri laboratori, i nostri workshop, ma soprattutto i nostri tutorial YouTube non finiscono qui e continueremo a tenervi aggiornati sulle prossime uscite. Questa volta passo da tutor d'aula a docente, volendo affrontare con tutti voi il tema della georeferenziazione, ossia quel processo attraverso il quale riusciamo ad attribuire delle coordinate geografiche ad un determinato elemento o dato. Lo faremo attraverso un duplice approccio, utilizzando dapprima Google Earth Pro e poi il software open source GIS più famoso al mondo, Quantum GIS. Io vi ringrazio per l'attenzione, mettiamoci subito al lavoro insieme. Grazie. La lezione di oggi, dalla carta alla mappa digitale, georeferenziazione e ricostruzione del paesaggio storico, è stata stabilita per trattare l'importanza della georeferenziazione e la successiva analisi, sia visiva che geografica, definita spesso come visual analysis. E questo ci potrà aprire la strada ad una serie di analisi matematiche, quantitative e qualitative per l'analisi territoriale. Infatti, vedremo insieme insomma, come applicare da alcune semplici immagini una metodologia di presa dati. Infatti, vabbè, è molto importante, insomma, come metodologia. Io l'ho riscontrata, provata in diverse questioni e applicativi che mi sono trovato davanti, sia nella parte di ricerca che lavorativa, per cui sicuramente vi servirà nel tempo. Allora, il concetto di georeferenziazione, di georeferenziare. Che cosa vuol dire? In generale, georeferire vuol dire attribuire delle coordinate geografiche ad un dato elemento. La georeferenziazione ovviamente, quindi questo è fondamentale, si esprime in base ad un determinato sistema di riferimento geografico. Oggi che cosa andremo a fare insieme? Una georeferenziazione di dati di tipo raster. Che cosa posso fare con questo raster che non possiede alcuna tipologia di coordinate? Andarlo appunto a posizionare, a strecciare e a far cadere, in un certo senso, sul territorio. Le altre metodologie che spesso si mettono in campo, ovviamente da topografi ed esperti di settore, sono quelli di una presa punti a terra, che è la reale ground truth, che ovviamente avviene tramite dispositivi GPS che catturano le coordinate di alcune geometrie e che spesso appunto vediamo in cartografie tecniche. Spesso si prendono anche immagini storiche dai SIT che mettono a disposizione le regioni, da voli aerei effettuati per esempio negli anni 50, 60, 70, quindi precedenti alle immagini satellitari, quindi precedenti ad una possibile immagine Landsat. E oggi andremo ad operare utilizzando lo strumento della georeferenziazione diretta. Che cosa sto dicendo? Una georeferenziazione nativa, come vi dicevo prima, si tratta un po' come il topografo va col GPS, prende il punto, così come se io sto posizionando un punto su Google Earth piuttosto che altro, ovviamente vado a fornire delle coordinate geografiche. Una georeferenziazione diretta, che è quella che tratteremo oggi, diciamo che appunto alcuni dati, pur essendo digitali, sono espresse con delle coordinate che non si riferiscono ad alcun sistema di riferimento. Se i dati sono geometricamente corretti, è possibile con questi plugin, in un certo senso, georeferenziarli con operazioni di posizionamento, rototraslazione e scalatura. Una georeferenziazione diretta, che è quella con cui mi sono trovato ad operare e che tratteremo oggi insieme, che appunto può considerare mappe acquisite. Prendo il mio libro, scannerizzo con la mia stampante a casa, ovviamente semmai con dei DPI decenti,
per permetterci una migliore visualizzazione, una mappa, una foto aerea, una immagine storica di un determinato territorio, e allora lì, attraverso un'interpretazione del territorio, posso andargli a fornire delle coordinate geografiche. Delle mappe CAD, per esempio dai formati nativi del CAD, quali DVG o DXF, privi di coordinate geografiche, posso andarli a trasformare in dati, in veri e propri dati vettoriali per i nostri software. Che cosa faremo oggi? Quindi un po' gli applicativi della georeferenziazione diretta. Quando cerchiamo di trattare carte digitalizzate con lo scanner o immagini prese dal web o altre fonti del genere, possiamo ottenere delle coordinate dalle indicazioni della mappa stessa. Spesso, come sapete, diciamo, ai lati della mappa vi sono le coordinate. Andando a capire il sistema di riferimento possiamo andare ad inserire manualmente le coordinate. Altro metodo qual è? Non conosciamo le coordinate, andiamo a geovisualizzare, ad effettuare una visual analysis del nostro territorio e andare a trovare elementi che coincidono nel tempo e che ci permettono di dare dei punti fissi. Quindi una torre, piuttosto che un elemento idrico, piuttosto che un ponte, piuttosto che, ovviamente stiamo parlando di punti, quindi più precisi siamo meglio è, e andiamo a definire con questi punti fissi dei ground control point, dei punti di controllo a terra. Con questi i nostri software GIS applicano degli algoritmi molto specifici che vanno a deformare l'immagine e ad adattarla, quindi a scalarla, a rototraslarla, come dicevamo prima, ad adattarla alla nostra area di interesse. Oggi che cosa vedremo insieme? Infatti nella cartella che vi ho passato tratteremo un'immagine di Quito, la capitale dell'Ecuador, e un'immagine su Padova. Andremo a vedere insieme un'immagine semplicissima sul Prato della Valle, generata da voli aerei della regione Veneto, effettuata negli anni '80, e non possiede alcune bande, stiamo parlando di immagini JPEG, ma grazie a questi ground control point la georeferenzieremo. Che cosa vuol dire? Attribuiremo queste coordinate rispetto all'asse delle X e all'asse delle Y, quindi agli assi cartesiani, e andando a fornire queste coordinate che spesso si identificano come in basso a sinistra dell'immagine, quindi a partire dallo 0. Niente di così complesso. Cosa facciamo oggi con la georeferenziazione? Quindi un'analisi visiva, come vi dicevo, per andarci a geolocalizzare, una localizzazione geografica, diciamo, efficace per darci questi punti a terra, una digitalizzazione e aprirci il ragionamento ad analisi diacroniche. Perché? Come potete immaginare, se io ho un'immagine degli anni 50, una degli anni 60, una degli anni 70, una degli anni 80 fino ai giorni nostri, che cosa posso andare ad osservare? Ovviamente dagli elementi territoriali, ancor meglio se digitalizzati in vettoriale, ovviamente in modo manuale, andiamo a capire come è evoluto il nostro territorio. Ad esempio, come è cambiata la copertura e l'uso del suolo di una determinata area. Come potete immaginare, possono esserci stati dei progetti di installazione, ad esempio, di un ipermercato, sicuramente quella porzione di territorio ha cambiato la propria copertura e uso. Allora, rispetto ai software che andremo ad utilizzare, utilizzeremo dapprima Google Earth Pro, che non permette una vera e propria georeferenziazione come QGIS, e successivamente QuantumGIS per la georeferenziazione completa. Allora, io direi che, dato che vi ho fatto un attimo questa, forse sono stato anche un po' pesante, scusatemi se ho speso molte parole, ma era appunto per passarvi dei concetti e spero di essere stato chiaro.
Allora, semplicemente attraverso i lavori che ho effettuato nel tempo ho voluto sottolineare l'importanza della georeferenziazione che mi ha permesso la creazione di dataset la quale insomma non sarebbe stata possibile nel momento in cui manca il dato geografico. Allora, la prima carta che tratteremo è quella della città di Quito. Ne ho selezionata una, un po' quella che mi piaceva di più e che soprattutto comprendeva insomma gran parte della città nel 1922. Infatti, se andate a cliccare su questo link, secondo me è, diciamo, abbastanza bello andarsi a vedere, ve lo apro, ce l'avevo già aperto, ve lo mostro, praticamente è l'archivio storico di immagini storiche della città di Quito a partire dal 1734. Quindi anche solo andando a visualizzarle, ovviamente sono bellissime carte, ma spesso diciamo anche non georeferenziabili, ossia non ci danno chissà quale informazione, però noi andremo a scegliere ovviamente una carta che ci possa far analizzare anche quella che è un po' la morfologia urbana e quindi poi un'evoluzione degli insediamenti abitativi della città. Come vedete, queste si susseguono 1748, 1858, comunque qui insomma avete un bel po' di immagini su cui ragionare e insomma mi sembra interessante lo sforzo di digitalizzare tutte queste immagini. Questa è la mappa che georeferenzieremo oggi, dapprima in Google Earth, dopo in QGIS, appunto in termini di esercizio, e per mostrarvi anche un po' le differenze tra i due software, uno che si pone principalmente, come abbiamo già visto la scorsa volta dalla lezione della dottoressa Basilica, come un geovisualizzatore, quindi abbastanza base, e un software di gestione dell'informazione geografica, quindi più avanzato. Allora, questa è l'immagine, la trovate nella cartella che vi ho passato all'interno di Input, si chiama Q1922, Quito nel 1922, è il piano della città di Quito. Che cosa andiamo a fare? Andiamo ad aprire Google Earth. Ovviamente lui in automatico ci posiziona, come vedete al lato avevo già provato l'esercizio e quindi qui che cosa ho? Un overlay di immagine con Quito nel 1922 e una serie di punti che rappresentano semplicemente degli elementi urbani, un ospedale, un parco e un centro d'arte, che mi sono utili a che cosa? In un certo senso a geolocalizzarmi, a capire dove sono i miei punti di interesse, così soprattutto quando vado a strecciare l'immagine, quindi a cambiare di dimensioni, a traslarla, a ruotarla e a posizionarla dove vogliamo, ho dei riferimenti a terra. Quindi insomma, iniziamo. Allora, come vedete, la slide di riferimento al workflow inizia da qui, dalla slide numero 11. Qui inserisco le coordinate in gradi decimali che possiamo semplicemente andare a copiare ed incollare all'interno della nostra ricerca e ci posizionerà sulla città di Quito. Vi elimino, così non ci confondiamo, i riferimenti che mi ero fatto. Andiamo a guardare un po' la città dall'alto, perché questa tipologia di geovisualizzazione ci apre un po' a capire anche quella che è la forma urbana delle città. Come vedete si sviluppa ai pendii del colle della Monte Picincia,
ha una città che comunque si sviluppa ad un'altitudine non indifferente, che è quella di 2800 metri, e un po' come una lingua che prosegue da nord verso sud nella parte centrale, no, nord-centrale dell'Ecuador, e infatti, se vedete, anche la distribuzione delle strade insomma accompagna quella che è questa lingua, quindi questa forma di città. La forma urbana, spendo giusto due parole, è diciamo un'altra branca della ricerca che vuole analizzare sia un po' quella che è un po' la percezione del cittadino all'interno della città, quindi il come ci muoviamo, il come ci troviamo, il quanto è facile insomma girare per noi in una città mettendolo proprio alle basi. Infatti, come potete vedere, una delle conformazioni che si vede spesso nelle città del Sud America è quella a quadre. Insomma, da queste immagini satellitari di Google Earth andremo un attimo ad orientarci e a provare a stendere sul VGS84 la nostra carta in JPEG. Allora, seguiamo il nostro workflow. La prima cosa da fare è, all'interno del pannello dei layer, che non è altro che ciò che vediamo a sinistra all'interno del nostro software, diamo un tasto destro sui miei luoghi e aggiungiamo una nuova cartella. Semplicemente tasto destro, aggiungi cartella, e qui andiamo a rinominarla. Questa potrò chiamarla Quito 1922. Semplicemente con un ok mi porterà alla creazione di una cartella dove potrò insomma inserire i miei differenti layer. Dopodiché proseguiamo. Allora, all'interno della barra degli strumenti, ossia quella in alto del software, andremo a cliccare su uno dei pulsanti di editing, delle funzioni di editing di Google Earth Pro, che è aggiungi overlay immagine, ossia questo pulsante. Come vedete c'è la figura di add layer, aggiungi un layer. Qui chiamerò Quito 1922, questo è il nome insomma che rispettando anche l'anno della carta. Dopodiché, attraverso l'indicizzazione di un percorso dal mio PC, andrò a beccarmi l'immagine che vogliamo trattare, ossia quella di Quito nel 1922. Come vedete, in base a dove mi sono posizionato, quindi al centro del mio visualizzatore geografico, descrivendovi anche un po' quella che è la Graphic User Interface di Google Earth, ci posizionerà la nostra mappa con un centroide diretto rispetto a dove siamo. Allora, come vedete, quando io chiudo il pannello delle proprietà del layer, quindi quando l'abbiamo aggiunta, se io fossi rimasto sul pannello di modifiche del layer, avrei potuto effettuare delle modifiche allo stesso. Qui in questo caso non me lo sta facendo vedere appunto perché non ce l'ho aperto. Andiamo a chiudere la mia ricerca in modo da non visualizzare il ping delle coordinate del centroide della città di Quito e nuovamente cliccando con il tasto destro sulle proprietà di questo layer, come vedete mi si accendono delle indicazioni per poter proseguire. Torniamo al nostro workflow, quindi senza perderci. Allora, innanzitutto, all'aggiunta del mio layer potete riscontrare una sorta di problematica, che qual è? Quella di, in questo caso a me lo fa, a voi potrebbe non farlo, questo ci permetterà di
Ovviamente il confronto tra una mappa del 1922 e la città odierna è un po' inauspicabile in un certo senso, abbastanza complesso, perché alcuni elementi si sono completamente persi nel tempo. Il cambio di copertura e uso del suolo è veramente complesso. Comunque, voi che cosa andate a fare? Perché vi aggiungo questa stringa. Attenzione, per abilitare e disabilitare la trasparenza del layer immagine, dalla barra dei menu, quindi all'interno della casella strumenti, andiamo a disabilitare quello che è un'opzione che si chiama utilizza rendering atmosfera fotorealistico. Quindi strumenti, opzioni, atmosfera, utilizza rendering atmosfera fotorealistico da disabilitare, in modo da poter visualizzare meglio la trasparenza e quindi non solo la comparsa e la scomparsa del layer immagine inserito. Come vedete, allora, innanzitutto, infatti l'altra volta non so se ve lo abbiamo spiegato, sicuramente sì, ma l'applicazione era differente. Allora, rotellina del mouse mi permette lo zoom. Il pulsante Shift, io mi trovo su Windows, mi permette di fare questa cosa, che semplicemente, io qui ci ho attivato anche il rilievo, quindi mi permette la visualizzazione del Digital Terrain Model, praticamente mi ha già disteso la mia carta. Allora, questi vi ho riassunto un attimo quelli che sono, diciamo, la comparsa quando apriamo il pannello delle proprietà. Rombo verde ci permette la rotazione, questo compare solo su un lato della mappa. La croce verde centrale ci fa riposizionare il layer, mentre gli angoli, quindi sia i lati sia le angolature, ci permettono di allungare e di strecciare il nostro layer. Come vi stavo prima spiegando, attraverso il tasto Shift e muovendomi con il mouse dall'alto verso il basso posso effettuare queste operazioni, così come tenendo premuto Shift e andando da destra verso sinistra posso ruotare. Dopodiché posso posizionarmi sempre rispetto al nord geografico andando ad effettuare un doppio clic sulla freccia del nord. Allora, ci apriamo il nostro pannello. Allora, prima di procedere alla mappa, io perché mi ero inserito dei ping, quindi dei riferimenti geografici? Sono andato, ovviamente, quindi sicuramente prima di effettuare queste operazioni andiamoci a guardare un attimo i file. Sono andato a visualizzare gli elementi principali che un po' risaltano in un certo senso, che comunque mi hanno permesso di lavorare. Allora, come vedete, qui ho un arsenale, che è quindi un elemento urbano ancora esistente, un parco, che si chiama El Ejido, l'ospedale civile, un altro parco con una fontana, un monumento in mezzo, insomma. Come vedete, semplicemente sono andato a posizionarmeli, quindi disabilito questo, sono andato a vedere dove oggi ancora compaiono questi elementi urbani. Questo è diventato un centro d'arte, al giorno d'oggi il proprio uso è cambiato, mentre l'ospedale, ovviamente anch'esso cambiato ma è ancora esistente, così come il parco qui al centro di Quito. Ne ho messi 3 di punti, voi semplicemente, non so se volete farlo, però potete sempre... Allora, le funzioni di editing sono praticamente 1, 2, 3, 4. Anche questa lo è, ma i tour al momento non ci interessano. Possiamo semplicemente quindi aggiungere un segnaposto, andarcelo a spostare, quindi sia dichiarando noi le coordinate, sia andarcelo a spostare e rinominarlo a nostro piacere. Quindi per esempio posso scrivere zona, posso scrivere un numero, posso scrivere quello che voglio e andiamo a posizionarci questi ping. Io, come vedete,
non ho dato una posizione casuale. In che senso? Questa è l'estensione del mio ospedale, così come posso visualizzarlo anche dalla mappa storica. Probabilmente in termini di estensione sarà un po' cambiato, ma non ci interessa. Praticamente, come vedete, questo elemento architettonico di ingresso l'ho posizionato più o meno al centro. Questo hospital che ho scritto l'ho posizionato più o meno al centro di questo poligono che è disegnato da questa struttura ospedaliera. Potete tranquillamente posizionarlo. Io perché vi sto facendo questo discorso ve lo spiego subito. Potete tranquillamente posizionarlo. Io ho provato a metterlo al centro, ma potete posizionarlo su uno dei vertici, su un altro edificio, ma appunto sempre avendo un riferimento geografico. Perché parlo di vertici? Perché ci permetterà una migliore georeferenziazione, quindi visualizzazione della mappa quando andremo a stenderla. Anche qui l'ho messo al centro, dopodiché anche su QGIS ci divertiremo a metterlo anche in altre posizioni. Come vedete, questa geometria di questo parco mi ha aiutato nell'interpretazione del territorio, perché questa piazza all'interno del parco mi ha permesso di posizionare un centroide direttamente al centro. Quindi, che cosa andiamo a fare? Ritorniamo sulla nostra mappa che ci mette un po' a caricare. Non è un file così leggero per essere un JPEG, anche se come vedete la qualità è buona, quindi ci permette una visualizzazione decente. Allora, andiamo nelle proprietà, altrimenti non ci apre la possibilità di modificarla. Allora, innanzitutto, come vedete, la mia mappa appare in orizzontale, mentre Quito si sviluppa come una lingua verticale. La prima cosa che ci permette di fare, come vi dicevo, attraverso questa freccetta, quindi cambia il cursore, attraverso questa freccetta possiamo andare a muovere la nostra mappa. Attraverso questo rombo possiamo andare a ruotarla a nostro piacimento. Ovviamente io consiglio sempre l'utilizzo di un mouse, soprattutto quando, non solo con i GIS, ma con un po' tutti i software anche di grafica, ovviamente gli zoom, i click, ci permette è sicuramente differente il nostro lavoro. Allora, quindi più o meno rispetto ai miei ping, come vedete risulta sfasata, cioè è più grande rispetto all'estensione che sto considerando e qua posso andarla a posizionare ad esempio al centro, così come avevo messo, no? Facendo coincidere quindi l'arsenale al centro artistico oggi presente, al centro di questo poligono posizionato sotto il mio segnaposto. Allora, che cosa vado a fare? Io ovviamente mi metto sempre in posizione ortogonale, altrimenti si rischia di vedere male. Allora, sempre, questa era l'altra possibilità, dall'angolatura anche qui mi cambia il cursore. Che cosa mi permette di fare? Tasto Shift e clic del mouse. Questo perché, proviamo a fare un tentativo, se io faccio così senza lo Shift, come vedete si deforma. Non va bene, perché annulliamo quelle che sono la risoluzione, l'estensione reale della mappa. Quindi andiamo a ruotarla nuovamente, più o meno come eravamo prima, provo a fare una cosa abbastanza veloce, dopodiché tasto Shift, angolo, la streccio un po' come voglio, in modo da rispettare l'estensione che sto considerando. Ancora, come vedete, l'ospedale è qua, come potete vedere nella mappa storica risulta essere qui, quindi sicuramente dovrò andare a rimpicciolire ancora questo layer aggiunto, fino a farlo coincidere, quindi come vedete stiamo facendo tutto in manuale, quindi io vado a far coincidere probabilmente va ancora ruotata,
Ovviamente ci mettiamo qualche minuto in più a farlo in tempo reale, ma credo sia giusto seguirvi e farlo insieme. Andiamo a vedere un attimo che cosa sta succedendo rispetto alla mia base map. Infatti, a che cosa ci serve, invece di andare a chiudere e riaprire come ho fatto adesso sbagliando, a cosa ci serve la trasparenza? Ad andare a vedere che cosa stiamo combinando. Questa probabilmente dovrò allargarla un attimo e vediamo di farli coincidere. Vabbè, non sarà perfetta, infatti rispetto a questo vedo ancora degli slittamenti, perché quel cerchio mi dà un'indicazione comunque non indifferente. Infatti insomma ci perdiamo un attimo di tempo, ma dovremo riuscire a posizionarla. Qui ho fatto per esempio qualcosa che non dovevo fare, però insomma più o meno ci siamo. Infatti vediamo come l'ho posizionata nel mio altro file. Sì, questa era un attimo più precisa, come vedete. Comunque il senso è questo. Non ci impazziamo dietro, anche perché appunto è solo in termini di esercizio. Probabilmente può darsi anche che io l'abbia deformato e non mi sono accorto per velocità nell'effettuare le operazioni, però comunque quello che possiamo andare ad osservare sono proprio i cambiamenti del territorio, quindi guardate come anche solo, vediamo un attimo perché io credo che questa strada debba praticamente coincidere. Vabbè, non è un problema. Comunque possiamo andare a visualizzare sia le strade, qui stavo commettendo un errore, sia le strade sia il cambiamento radicale del tessuto urbano. Infatti per esempio questo triangolo, come vedete, di sovrapposizione di layer stradali, mi sta facendo capire che non l'ho ruotata perfettamente, perché dovrebbe coincidere con questo parco all'interno che forma questo triangolo. Quindi sicuramente dovremmo posizionarci più o meno così. Infatti, come potete vedere, già la coincidenza geografica è differente. Qui mi giro sempre così, infatti. E quindi semplicemente ci sta permettendo che cosa? Una visualizzazione un po' più rapida di quella che potrebbe essere il procedimento all'interno di QGIS, ad esempio. Infatti, tornando alla nostra presentazione, come vi dicevo, ci geolocalizziamo, troviamo dei punti di interesse e proviamo a strecciare e a ruotare la nostra mappa in modo da farla coincidere con elementi territoriali tutt'oggi esistenti e insomma, ad orientarci. Questo è il procedimento che abbiamo appena effettuato e
Che riflessioni e commenti possiamo fare con questo piccolo esercizio? Sì, allora, Google Earth Pro ce l'adatta automaticamente al modello digitale del terreno perché ce l'ha direttamente incluso. Stiamo effettuando una vera e propria georeferenziazione manuale di un JPEG, appunto con le operazioni che abbiamo fatto, che sono quelle di allungamento, stretch, rotazione. Non abbiamo nessuna geometria o punto di controllo reale, ma solo dei punti che abbiamo posizionato noi che ci hanno permesso di localizzarci e non si rifà ad alcun algoritmo di trasformazione per, se non quello appunto di adattamento, di distensione sul modello digitale del terreno, ma non applica al mio JPEG una particolare trasformazione o un particolare algoritmo che mi permette di posizionarlo perfettamente. Qual è stata comunque l'utilità? Perché ho voluto mostrarvelo? Questo procedimento rispetto a quello di QGIS è molto più base, quindi potremo andare ad effettuare delle georeferenziazioni molto più tecniche, molto più precise. Ci ha permesso un'analisi visiva e di localizzarci in modo rapido ed efficace. Infatti, come vi facevo vedere, per esempio, a partire dalle mappe del 1800 fino ad arrivare ai giorni nostri, ovviamente prima di andare ad effettuare delle analisi dobbiamo andarle a visualizzare e a studiare. Giustamente potrebbe essere una pratica, un percorso molto più veloce che andarci a salvare tanti file raster che poi semmai dovremo anche modificare, insomma. Anche se allo stesso tempo vi spiegherò all'interno di QGIS come riprendere in mano i file, quindi non solo una georeferenziazione che finisce là, ma semmai andare a salvarsi questi punti di controllo di cui vi sto parlando per poi andarli a modificare, integrare e ad effettuare ulteriori modifiche. Che cosa possiamo fare? Ovviamente su Google Earth, come vi spiegavo, attraverso le funzioni di editing, andarci a disegnare, così come su QGIS, come visto nella parte, ce lo spiegò il dottor Facchinelli, come andare a creare dei file vettoriali, che siano essi shapefile o geopackage, in modo manuale ed andarsi a segnare per esempio delle aree di espansione, delle aree di modifica del territorio, delle aree che semmai hanno cambiato la propria copertura e sono passate da aree verdi ad aree urbanizzate. Quindi anche qui attraverso poligoni e tutto il resto possiamo andarci a dare dei riferimenti geografici. Molto bene. Spero di essere stato chiaro, non era nulla di complesso, anche se non avete completato o fatto l'esercizio, soprattutto perché io avevo già inserito i segnaposto e mi ero già un attimo orientato, era per farvi capire un po' il senso anche dell'analisi visiva, andare ad osservare prima questi file, andarseli a posizionare con un layer geografico sotto che è semplicemente quello della mappa satellitare di Google e basta, insomma. Che cosa facciamo all'interno del software QGIS? Allora, innanzitutto posso andare a chiudere il mio Google Earth Pro perché non mi serve più, anche se, ripeto, è sempre uno strumento utile. Anche nelle spiegazioni che ho fatto prima, mi ha permesso con le immagini ad alta risoluzione Digital Globe di andare a vedere dove sono queste comunità, di quante case sono formate realmente, quindi insomma è uno strumento molto molto utile. Allora, software QGIS. Prima di... Allora, io ho già il mio progetto, ma posso tranquillamente ignorarlo. Infatti spengo tutti i layer. Che cosa volevo farvi vedere? Anche per farvi divertire un attimo e uscire al di fuori del tema, che posso comprendere essere un po' ostico, comunque un po' pesante, perché comunque dipende da, vogliate o no, delle spiegazioni teoriche, altrimenti non ci capiamo nulla. Allora, ci è capitato proprio insieme in questi laboratori di... stiamo effettuando un lavoro. Ad esempio, siamo qui in chat e ci è saltata la libreria dei plugin. No,
Allora, quindi vorrò mostrarvi due tecniche, diciamo così, di aggiunta di base map all'interno del nostro browser panel nelle XYZ tiles, e quindi non dipendere esclusivamente da quelli che sono i servizi offerti dai plugin. Abbiamo visto insieme Quick Map Services, così come abbiamo segnalato, non visto direttamente insieme, ma anche perché è sempre meno utilizzato e anche spesso meno veloce e reattivo, OpenLayers, che come vedete offre meno mappe. Io li tengo entrambi perché le API, quindi i collegamenti web messi a disposizione, ad esempio da Google, Bing, OpenStreetMap, ricordo che OpenStreetMap è un progetto enorme, importantissimo, è direttamente integrato all'interno di QGIS. Le API possono saltare queste API, non è detto che sempre mi carichino, sempre mi diano i risultati voluti, insomma posso avere dei problemi. Quindi questa è una prima cosa che vorrò farvi vedere, dopodiché facciamolo subito. Un'altra cosina simpatica, semplicemente, l'utilità è praticamente zero, ma mi piaceva andare a cambiare la GUI, ossia Graphic User Interface di QGIS, attraverso un plugin che è questo qui, dei temi della User Interface. Infatti, andiamo su Gestisci e installa plugin e andiamo a cercare il nome di QSS UI Themes. Ok, forse scriviamo direttamente temi, lo abilitiamo come al solito e lo installiamo. È molto semplice ripeto, è solo una cosa simpatica. Che cosa ci fa questo plugin? Ci va a cambiare i colori del nostro QGIS. A me spesso piace tenerlo nero, quindi ad esempio, no? Dark orange vedete che vado a renderlo forse più bellino, non è detto, ma questo lo deciderete voi. Semplicemente cliccando dopo default mi torna il QGIS originale, quindi non abbiate paura a farlo. Sono semplicemente delle visualizzazioni, insomma, come vedete prendono anche dal CAD o da altri software, molto banale, insomma, però ho pensato, mostro ai ragazzi anche questa cosina qua, perché mi attirava, insomma, avere l'interfaccia di QGIS nera, che non so, forse può stancare anche meno l'occhio. Dopodiché volevo mostrarvi, questo non l'ho inserito nelle slide, volevo mostrarvi l'aggiunta di queste XYZ tiles, che ovviamente non ho sviluppato direttamente io, ma persone molto più esperte di me che attraverso uno script Python, piuttosto che l'aggiunta del collegamento alle API rilasciate da questi servizi, ci permettono di leggerli all'interno del nostro software. Il Greco Infinito è il blog di Salvatore Fiandaca, facente parte del team di QGIS Italia, quindi insomma personaggio rilevante all'interno sia dello sviluppo che dell'analisi GIS. Vi ricondivido lo schermo e che cosa andiamo a fare? Ripeto, chi vuole farlo, altrimenti le base map ce le avete già. Allora, questo qui è un codice, è uno script Python in cui, come vedete, vengono elencati i servizi fino alla fine, lo selezioniamo, CTRL-C o tasto destro copia, apriamo il nostro QGIS, andiamo sulla console Python, si apre questa schermatina in basso, CTRL-V, ok. Basta. Troverete all'interno del layer nel browser panel XYZ Tiles una serie di layer che potrete aprire come base map raster all'interno del vostro layer panel, che
che è semplicemente questo. Per esempio, come vedete, all'interno di quel servizio, di quello script, non vi è Bing. Bing, a mio parere, è un servizio, oltre che alternativo alle base map di Google, libero, aperto, che rilascia le API, insomma, è spesso da considerare e spesso può, quindi non solo come alternativa perché le cose potrebbero non funzionare, ma semplicemente potrebbe avere anche a disposizione immagini di anni differenti, ovviamente per andare a capire l'anno di rilevamento di quella data immagine dovremo effettuare delle altre ricerche sui geobrowser, quindi andiamo su Bing direttamente su Google, e come per Google Maps andremo a vedere, ah ok, quell'immagine è stata acquisita nel 2017, questo soprattutto perché vi accennavo precedentemente alle analisi diacroniche che spesso non vengono effettuate con le base map ma direttamente con le ortofoto, ma insomma sono sempre utili. In questo caso, come andiamo ad aggiungere Bing Aerial, che è la nostra Bing Satellite? Vi segnalavo quest'altro blog in cui semplicemente sono elencate le URL, quindi queste API, infatti come vedete hanno come un'estensione un PNG, perché che cosa sono queste tiles? Semplicemente sono dei riquadri di immagine, come un'immagine a mosaico che, dipendente dagli zoom che andiamo ad effettuare sulla base map, si aprono o meno, si visualizzano o meno, hanno una risoluzione insomma differente rispetto alla scala. Antenna di Bing, semplicemente una copia di questo link, XYZ Tiles, tasto destro, nuova connessione, il nome possiamo darlo noi, nostro piacimento, io ovviamente ho messo Bing, e all'interno dell'URL andiamo a fare un'incolla. Dando l'ok, io l'ho già fatto, è inutile che lo rifaccio, dando l'ok andiamo ad aggiungere anche Bing Aerial. Infatti io rimuovo, l'avevo già aggiunto, lo rimuovo, che cosa faccio? Doppio clic, abbiamo Bing Aerial. Io sono già posizionato su Padova perché è quello che, insomma, è la zona che andremo a trattare oggi. Semplicemente posizionatevi sull'Italia, andate a fare uno zoom, Padova la riconoscete per questi assi viari un po' particolari e per questa forma simil triangolare di città. Allora, come vedete, vi dicevo, il workflow è qui sulle slide, aggiungiamo questa base map in questo modo simpatico se volete, altrimenti da altro plugin, e ci rifacciamo ad un altro plugin per la georeferenziazione. Questo è un plugin un attimo differente, in che senso? Come vedete, la forza e anche un po' il limite, in un certo senso, di QGIS è quello di rifarsi ad una serie di plugin o ad integrare le funzioni, gli algoritmi e i processi di altri software con cui si interfaccia, quali GRASS, Saga e tutti quelli che andavamo a vedere all'interno del pannello degli strumenti di processing o geoprocessing. Infatti segnalo, forse l'ho detto già l'altra volta, ma non mi stancherò di ripeterlo, perché per quanto riguarda la raster analysis, non è il caso della georeferenziazione, ma per quanto riguarda la raster analysis, QGIS risulta un attimo più debole rispetto ad altri software, quali possono essere Saga o appunto altri, anche proprietari, e molto più avanzati. Comunque, allora, noi andiamo per cercare, ovviamente, anche se è un plugin, quindi differente, come vi dicevo, già integrato all'interno della piattaforma di QGIS, noi che cosa andiamo a fare? Plugin, gestisce e installa plugin, come al solito, cliccando su tutti, andiamo a scrivere georeferenziatore raster GDAL, o per chi ce l'ha in inglese, ovviamente, la dicitura in inglese. Lo riconoscete da questo simbolo a griglia. Semplicemente non servirà scaricarlo, infatti, come vedete, ma semplicemente attivarlo o disattivarlo con questa spunta. È già presente nel software.
Dove lo ritroveremo? Perché poi avete visto che ogni plugin si mette al di sotto del pulsante della barra dei menu, cioè Quick Map Service sotto web, quell'altro sotto plugin, questo qui lo troveremo ovviamente sotto la parte raster. Quindi si aggiungerà, a me si è aggiunto alla fine, per chi ce l'aveva già aggiunto probabilmente sarà nella terza o quarta posizione. Quindi andiamoci a cliccare su questo, lo riduco un attimo altrimenti non vediamo più l'interfaccia di QGIS. Questo è il plugin con cui andremo a, tra virgolette, divertirci oggi, ma ad effettuare il nostro esercizio. Allora, che cosa vi dicevo qua, così non perdo il filo e non corro troppo. Barra dei menu, clicca sul raster, controlla che il plugin sia inserito, apri il plugin di georeferenziazione. All'interno del plugin che cosa vediamo? Due pannelli, uno in alto, uno in basso, il pannello del raster, quindi in cui verrà visualizzata l'immagine in JPEG in questo caso, ma anche in altri formati immagine che andremo ad aggiungere, e il pannello sotto che sarà quello dei Ground Control Point, una metodologia più o meno simile a quella che ha delle similitudini, non è simile con quella che abbiamo fatto prima su Google Earth Pro, ma che mi servirà, anzi sarà la mia chiave per la georeferenziazione di un'immagine che non possiede alcuna coordinata geografica. Allora, proseguiamo. Dobbiamo quindi aggiungere il nostro raster e assegnargli delle coordinate, quindi dei riferimenti sulla mappa. Come facciamo a dargli dei riferimenti sulla mappa e perché è stato utile l'esercizio di prima, anche se su altra città, quello di andare a visualizzare degli elementi del territorio che ci possono essere utili, quindi fissi nel tempo e quindi fissi anche come punti da andare ad inserire. Come vedete, quando io lo riduco, lui è qui sotto, il mio plugin di georeferenziatore GDAL. E che cosa vado a fare? Allora, questo è il pulsante Apri Raster. Apriamo il nostro raster e andiamo ad aggiungere, ve lo dicevo qua, se non sbaglio, vediamo un attimo. Non ve l'ho scritto altrove, vabbè, non è un problema, forse ve l'ho scritto successivamente. L'immagine da inserire è la 1981 Reven, quindi Regione Veneto, 17A869, che è semplicemente una delle tile, una degli scatti effettuati da rilievo aereo nel 1981. È la 869 che dobbiamo andare ad aprire. La apriamo. Che cosa vediamo? Allora, innanzitutto qui possiamo come al solito zoomare e dezoomare. Una volta aggiunta l'immagine, qui sul nero la vedete meglio, il mio indicatore non è più una freccetta, ma cambia e diventa una croce, appunto per andare a dare la massima precisione nell'inserimento di questi ground control point. Come vedete, non era un caso che io abbia aperto insomma questa visualizzazione su Padova, principalmente sul Prato della Valle, perché ci servirà come punto di controllo. Allora, infatti, abbiamo aperto il nostro raster, continuiamo a seguire il workflow, altrimenti vi faccio confusione. Dobbiamo assegnare queste coordinate andando a cliccare sulla nostra iconcina che sta a simboleggiare aggiungi nuovo punto e a trovare questi punti di interesse tra i confronti possibili, grazie solo alla nostra vista, tra cartografia storica e la base map attuale.
Ovviamente in questo caso che cosa stavo facendo? È importante perché, come vi dicevo, la georeferenziazione dipende da un sistema di riferimento. Trattando la base map, in questo caso io ho aperto Bing Aerial, ma voi ovviamente potrete aprire qualsiasi base map con cui vi trovate bene. Una utile, soprattutto nell'individuazione di questi elementi urbani, è proprio OpenStreetMap. La OpenStreetMap standard, che infatti, se andiamo ad aprire, come vedete, non mostra la base satellitare, ma è tutta creata in vettoriale. Mi permetto di fare un attimo, prima di iniziare completamente con la georeferenziazione, sempre con la mia fissa di fornirvi degli strumenti di lavoro anche per applicazioni future. Allora, perché è importante OpenStreetMap? Oltre ad essere un progetto open access, open source, super condiviso e super frequentato da diversi mappatori, OpenStreetMap ci dà una possibilità eccezionale che mi è servita in diversi lavori, soprattutto da remoto, lavorando su Hong Kong, in questo caso su un progetto che voleva analizzare la densità urbana. Comunque, senza insomma andarvi a farvelo fare, la possibilità di scaricare dalla barra dei menu i dati vettoriali di OpenStreetMap. Che cosa vuol dire? Io posso andare ad effettuare un download in locale degli elementi di cui si compone la mappa di OpenStreetMap, e non solo degli elementi geometrici, ma degli elementi geometrici ovviamente abbinati ai dati tabellari. Infatti, che cosa vi sto dicendo? Tutti questi edifici, Prato della Valle, le strade, i fiumi, quindi veramente tutto ciò che tutto quello che stiamo visualizzando in questo momento insieme è possibile scaricarlo liberamente ed utilizzarlo grazie alle licenze acquisite da OpenStreetMap e dai progetti open source come questo. Allora, comunque io vi do queste spunte, voi andatevele a cercare se avete appunto questo interesse nell'utilizzare i GIS. Questi sono strumenti, a mio parere, fondamentali. Torniamo sul nostro georeferenziatore. Siamo sul Prato della Valle. Come potete vedere qui sopra ho una serie di opzioni da poter scegliere. Ovviamente qui zoom, dezoom, questo qui direttamente su un'area, ad esempio, la manina che mi permette di spostarmi, dopodiché andiamo direttamente al sodo. Aggiungi un nuovo punto. Allora, iniziamo dai punti più facili insieme. Allora, che cosa sto facendo con questa operazione? Vado a posizionarmi, ad esempio, sulla fontana di Prato della Valle, che vedo abbastanza bene, cerco di essere il più preciso possibile ed effettuare un clic mettendo questo punto. Bam. Lui che cosa mi dice? Inserisci le coordinate della mappa. Nel caso io avessi avuto, come vi dicevo prima, delle coordinate, per esempio note, quindi al lato, su una griglia, o insomma mi fossero state comunicate in un certo senso, io potevo andare anche ad inserire manualmente, a dire questo punto ha queste coordinate. Noi di che cosa ci avvaliamo? Della possibilità di prenderci queste coordinate dalla base map, in questo caso di Bing, di OpenStreetMap, da questa base map. Quindi noi stiamo andando a dare un punto su una griglia. Questo è il senso. Quindi con un clic dalla mappa, io che cosa faccio? Zoom sul Prato della Valle, che come vedete è radicalmente è cambiato, non è cambiato nella sua forma architettonica, ma è cambiato. Ecco qua, ho effettuato un clic sulla mia fantastica fontanella e vado a dargli un ok. Come vedete ha inserito nella coordinata est, nella coordinata x e nella coordinata y le relative coordinate, e io vado a dargli un ok. All'ok che cosa mi genererà? Un primo record di una tabella riferita ai ground control point, che altro non sono che questi punti che sto aggiungendo.
Allora, prima di avanzare, vediamo che cosa mi sono scritto così. Esatto, esatto. Praticamente, allora, dobbiamo, come vi dico qui, continuare questa operazione di presa di punti a terra intesa su questa griglia, per almeno 4 punti. Quindi popolare questo pannello dei ground control point, altrimenti l'algoritmo di trasformazione che andrò ad applicare attraverso il mio software QGIS non avrà la possibilità di leggere nulla, se non appunto un centroide che forse mi farà ruotare la mappa, ma nulla di più. Come impostiamo i nostri parametri di trasformazione? Andiamo nelle impostazioni della nostra interfaccia del georeferenziatore. Quindi prima ve la voglio far vedere, prima dell'aggiunta di tutti i ground control point, perché insomma potrà darci risultati differenti. La utilizzeremo tra poco comunque. Allora, lui mi dice tipo di trasformazione, quindi che trasformazione voglio applicare. Questi sono degli algoritmi, di solito anche nelle repository dei QGIS, su QGIS Tutorial, potrete andare ad approfondire quelli che sono gli algoritmi, che non sto qui a spiegarvi, ma semplicemente perché alcuni sono stati sviluppati proprio per queste mappe, diciamo, scannerizzate, fotografate, prese, altri per, ad esempio, punti GPS, e altri ancora per delle proiezioni, per esempio, utili alle immagini satellitari. Una di quelle che possiamo... Allora, la più utilizzata è sicuramente la polinomiale 1, perché è una delle più semplici e si avvale dell'utilizzo di 4 control point. La 2 e la 3 sono semplicemente a control point a salire, e praticamente che cosa aggiungono? Mentre solo con 4 punti noi gli diamo, orientiamo la nostra mappa, ovviamente nel modo più preciso possibile, con gli altri questi aggiungono delle deformazioni locali, cioè posso essere su, che ne so, un dosso piuttosto che su un altro, piuttosto che avere un DTM sotto, piuttosto, quindi andare a georeferenziare ancora meglio le nostre carte raster senza coordinate. Io vi inducevo a provare questa Thin Plate Spline TPS e a lasciare, perché anche questo è lo stesso che avete visto, quindi come algoritmo di vicinanza dei pixel, in questo caso applicato al ricampionamento, vicino più prossimo, che sarebbe il nearest neighbor che vi mostrò il dottor Facchinelli per quanto riguarda l'analisi raster. Come vedete, questo è fondamentale, il sistema ovviamente, come qualsiasi salvataggio, infatti il salvataggio da che cosa lo riconosciamo? Ormai lo riconosciamo tutti all'interno di QGIS da questi 3 puntini che ci indicano quindi il percorso. L'SR, il sistema di riferimento, risulta essere fondamentale. In questo caso noi quale sistema di riferimento stiamo applicando, gli stiamo dando? Semplicemente il VGS 84 Pseudo Mercator, utilizzato quindi a livello globale da queste base map. La maggior parte delle base map si sviluppano sicuramente con il VGS 84, al massimo con 2 PSG differenti. In questo caso Bing Aerial a me mostra il 3857. Questo non credo ve lo faccia in automatico, anzi io ovviamente lo si può visualizzare come abbiamo sempre fatto e vi abbiamo già fatto vedere all'interno delle proprietà. L'EPSG è noto e io utilizzo, che è anche quello in cui lo sto appunto visualizzando, e quindi io utilizzo questo, che ovviamente qual è la differenza tra l'utilizzo, diciamo, di un sistema di riferimento globale rispetto al locale, come vi spiegava il dottor Crescini? Ovviamente può darci delle deformazioni differenti, perché stiamo comunque adattando la nostra immagine ad un sistema di riferimento, in questo caso globale, ma
l'avremmo potuto applicare anche se solo avessimo avuto, insomma, un'altra ortofoto, un'altra base map, un'altra immagine satellitare, un sistema di riferimento locale, come i Monte Mario, insomma, quelli italiani, che potrete andarvi a cercare tranquillamente anche sul web. Continuiamo però a posizionare i nostri control point. Allora, innanzitutto non iniziamo ad impazzire in un certo senso, a fare click a caso, altrimenti lui appunto con questa crocetta continuerà a posizionare ground control point. Quindi vi dico che quando siete su questa schermata, e appunto la schermata è attivata, ce lo accorgiamo dagli zoom, io mi sto spostando semplicemente con le freccette, oppure riprendo in mano la mia manina che mi farà disabilitare l'accensione dell'aggiunta di un nuovo punto, quindi prima mi posiziono sul mio luogo di interesse, dopodiché riclicco su questa icona. Allora, andiamo, io l'avevo già fatto, però non mi sono, insomma, volevo anche farlo un po' con voi, perché poi ognuno di voi applicherà semmai dei ground control point differenti, ma insomma sono andato a guardarmi un attimo la mappa e a capire quali geometrie, quali elementi territoriali possono maggiormente supportarmi in questa operazione di georeferenziazione. Allora, innanzitutto, come vedete qua, c'è un buco nero. Non è perché c'è la fossa delle Marianne né altro, ma semplicemente perché i luoghi ecclesiastici, e questa è Santa Giustina, e quelli militari, aeroportuali e quant'altro venivano e vengono tuttora oscurati. Bene, continuiamo. Allora, io clicco sempre qui sull'aggiunta del... Ovviamente, ripeto, io l'ho già fatto, però questa cosa, guardate qua, forse è meglio partire dalla base map, quindi da elementi già presenti, per andare a vedere se su questa mappa storica c'erano, insomma, e infatti, allora, innanzitutto, qua notiamo che la macchia nera è su Santa Giustina. Infatti, dato che qui non ci mette alcuna etichetta, OpenStreetMap, come vedete, questa c'è la caserma tra l'altro, infatti era quello che vi dicevo, vedete, qui ci mette delle etichette, mentre o ci aiutiamo con Google Maps o qualcosa, insomma. Questo è lo stadio a piani. Qui abbiamo i nostri fiumi intorno, quindi possiamo andare a darci dei punti di controllo. Allora, guardate qua, voglio essere un po' schizzinoso in un certo senso, ma solo per farvi fare le cose fatte bene, perché altrimenti poi se le facciamo un po' a caso non ci portiamo a casa un bagaglio culturale più ampio, insomma. Allora, io vado a posizionarmi, ma perché questa cosa l'avevo già vista, quindi questi due edifici, guardate qua, siamo a sud di Prato della Valle. Questi due edifici prima di questo ponte, allora i ponti innanzitutto possono darci dei riferimenti geografici, come vedete ne abbiamo 1, 2, 3, 4, oltre al resto insomma. Questi due elementi, questi due edifici possono farmi da punto di riferimento, quindi che cosa vado a fare? Sono già qui, comunque andiamo a posizionarci sul vertice del primo edificio, a fare il nostro click dalla mappa, altro click di qua e gli diamo l'ok. Continuiamo con l'aggiunta dei nostri ground control point, sempre andando a fare questa operazione di confronto. Andiamo a mettere una palla al centro su un campo un po' lasciato andare perché lo stadio a piani non è più attivo. Comunque io lo posiziono sul dischetto di centrocampo. Dopodiché andiamo a cercarci qualche altra geometria utile. Vediamo questo, oppure, eccolo qua, questo qua, che è tra l'intersezione di questi altri due canali. Vediamo se riusciamo a ritrovarlo, e infatti eccolo qua. Questa è una guglia che ha il tetto che ha la parte centrale. Io me la becco proprio
qua, infatti, pam, pam, ok, abbiamo 4 punti selezionati. Che cosa andiamo a fare con questi 4 punti? Come vi dicevo in presentazione, teniamo in considerazione quelle che sono le trasformazioni possibili con il nostro georeferenziatore, successivamente gliele andiamo a dare insieme e proviamo ad effettuare questa trasformazione. Quindi andiamo nelle impostazioni, impostiamogli qua che cosa vi ho scritto, la TPS. Vabbè, sono possibili più trasformazioni, io provo questa TPS, nearest neighbor, sistema di riferimento 3857, andiamo a salvare il nostro file in output, o insomma in processi se volete, non è un problema. Vado a mettermelo qua, come vedete il formato cambia, i formati più utilizzati per quanto riguarda i raster, quindi con coordinate geografiche note, sono i TIFF o i GeoTIFF. Gli diamo un bel salvataggio, nessuna tipologia di compressione, perché ovviamente i file TIFF, come probabilmente avrete potuto già notare, hanno un peso non indifferente. Salviamo, gli diamo la spunta su salva.gcp, Ground Control Point, come vi dicevo. Che cosa farà questa operazione? Ci salverà un file a parte, spesso su software proprietari hanno un'estensione, si chiamano TSV, mentre in questo caso ci salverà un file con un'estensione differente, ma non importa. Usa 0 per la trasparenza dove necessario. In questo caso qua l'immagine è integrale in un certo senso, ossia non ha come le immagini satellitari il posizionamento della strisciata. Infatti, come avrete potuto notare, oltre al quadrato, quadrato, rettangolo che esso sia, dove è presente l'immagine satellitare, attorno possiamo avere uno spazio nero. 0 per la trasparenza dove necessario va ad eliminarci questi bordi neri, che non è il caso di questa mappa perché non sono completamente neri, come vedete. Carica in QGIS una volta eseguito per visualizzarlo nel mio layer panel. Gli diamo l'ok e per attivare la mia georeferenziazione vado a dargli il pulsante play. Vediamo che cosa accade insieme. È abbastanza veloce, il file non è pesante e il messaggio in uscita è georeferenziazione di uscita, il tuo raster è stato aggiunto al pannello dei layer. E infatti, che ho fatto? Ho posizionato con soli 4 punti, ovviamente più distanti li prendiamo, più le trasformazioni e le deformazioni saranno precise. Infatti, come vedete, qui ho un discostamento tra questo caso
Come vi dicevo, siamo giunti all'ultimo laboratorio previsto per il progetto innovativo degli studenti Amazon Calling, per cui io e tutto il team del Master in GIS Science vi porgiamo i più cordiali saluti, ringraziandovi ancora della vostra partecipazione e di seguirci giorno per giorno presso i nostri social network, apprezzando i nostri contenuti. Io vi ringrazio ancora, buona giornata, alla prossima!